magari pesa di più se stiamo parlando di un brutto omicidio, pesa di meno se stiamo parlando di un furtarello, ma comunque ha un peso l'interesse della collettività a ottenere questo, ad arrestare il colpevole, a dare una soluzione, giusto? Ha un peso X. Dall'altra parte abbiamo detto che esiste un interesse assoluto del singolo, della persona umana, a non essere colpita in alcuni suoi diritti inalienabili. Uno di questi diritti inalienabili è appunto il dominio della propria coscienza, che sta vicino all'anima. Allora la risposta che dà la nostra Costituzione nel bilanciare queste due cose è: alla fine vince l'uomo. E quindi la mia risposta alla tua domanda è: la collettività c'ha da darsi molto da fare nell'andare a trovarsi sistemi diversi per arrestare quel colpevole, e quindi si agita cercando il DNA e facendo le intercettazioni e spiegando tutti i mezzi leciti di indagine. Posso parlarvi per ore degli strumenti di raccolta delle prove, perché sono il mio mestiere, mi pagano per quello, ma quello no, e quello no, perché l'uomo conta di più. Questa è la risposta, ed è la risposta intorno alla quale questa nostra collettività retta da questa Costituzione oggi è d'accordo. E vi dirò di più: questo è uno di quei principi in relazione ai quali una variazione pesante sarebbe dirompente, vorrebbe dire che stiamo cambiando il sistema di valori. È uno di quegli aspetti dove, quando il legislatore ha tentato di introdurre qualche norma di variazione del codice di procedura penale per avvicinarsi a questo tipo di effetto, è intervenuta la Corte Costituzionale e ha detto no. Noi abbiamo una Costituzione rigida, abbiamo una Corte che controlla la conformità delle leggi in Costituzione, una legge di procedura penale in questo senso che abbiamo detto cadrebbe. Risposta: perché negli Stati Uniti no? Perché quelli sono gli Stati Uniti e non l'Italia, nel senso che gli Stati Uniti hanno la pena di morte e noi no. Allora, noi abbiamo parlato di similitudine e di un patrimonio di fondo comune rispetto al riconoscimento dei diritti dell'uomo. Poi le singole collettività, in relazione alla loro storia, al loro patrimonio culturale, al loro modo di stare insieme e di condividere più o meno determinate linee di confine, le collettività fanno le loro scelte. Gli Stati Uniti hanno scelto che in quello stesso bilanciamento di cui noi stavamo parlando vince invece in alcuni casi soltanto. Torniamo all'argomento che aveva implicitamente introdotto lui, perché esistono anche degli intermedi, volendo, no? Certe cose le uso per determinati fini e per altri no. Bilanciamento, autorità e singolo, di questo stiamo parlando. Gli Stati Uniti hanno delle linee rette. Sugli Stati Uniti e l'Italia potremmo andare avanti per ore, per esempio sulla riforma sanitaria, che gira attorno anche quella a scelte costituzionali e a bilanciamenti, ma naturalmente andremo fuori tracciato. Dunque, le altre domande che abbiamo incamerato girano tutte quante attorno allo stesso problema, ed è un sollecitare una mia opinione sulla maturità della classe politica attuale, cosa che mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Io questa opinione non ve la do, però che faccio procuratore aggiunto in questa città, quindi è meglio che io non esprimo opinione, ma c'è una risposta. No, ma come il silenzio non è mai una risposta in un processo penale, non può essere considerato. Dal 1992 stanno tentando questa riforma, dal 92, e sono tentativi, però ancora. Perché le leggi sono recentemente più fatte dal governo che non dal Parlamento. Allora,
chiaro che la risposta è da un lato tecnica, nel senso che la decretazione d'urgenza è un sistema allora, da un lato è tecnica, no? La decretazione attraverso i poteri governativi è assai più veloce dal punto di vista della procedura. La Costituzione pone dei paletti su tutto ciò. Riconoscete bene le differenze dal punto di vista delle procedure. La ragione politica è che, avendo una maggioranza molto forte, in concreto poi le capacità di pressione su quelle che sono le scelte parlamentari del governo sono delle capacità di pressione assai forti, ed è proprio in questo tipo di situazione politica, peraltro ragazzi non è una situazione politica illegittima, attenzione, può piacere o può non piacere, però è esattamente il risultato di quelle che sono state delle scelte che sono state operate su che cosa? Sulla legge elettorale, sui premi di maggioranza, cioè è questo paese che si è dato le regole che hanno portato a questa attuale, hanno consentito questa attuale situazione. La situazione in concreto è che la distribuzione della potenza di fuoco in questo momento è una distribuzione molto a favore della compagine di governo, giusto? Bene, è proprio in questo tipo di situazioni che si rivela quanto sono stati bravi quelli che hanno scritto la Costituzione, perché molti paletti sono stati messi attorno alle possibilità del governo di invadere completamente la funzione legislativa, che è una funzione parlamentare, e infatti voi avete visto un sacco di volte questi provvedimenti legislativi fermati da qualcuno, dagli organi di garanzia, no? Presidente della Repubblica che non promulga la rinvia, la Corte Costituzionale che fa presente che non c'erano e non ci sono i presupposti per la decretazione d'urgenza. La Costituzione dal punto di vista istituzionale pure c'ha pali e paletti, perché stiamo parlando proprio di questo, di come, sempre la stessa cosa stiamo parlando, di come vogliamo distribuire realmente l'autorità e l'esercizio dell'autorità e dove risiede l'autorità nel nostro sistema. Abbiamo detto che la sovranità è del popolo, il Parlamento, no? Questo è cosa parliamo. Altro volete che vada avanti? Continuo? Allora, la domanda sulla maturità della classe politica la lascio perdere. Dunque, ce ne sono due che sono belle, una è difficilissima, quella sulla certezza della pena, ne parliamo per ultima. Il dibattito sulle riforme istituzionali che è in atto e che praticamente è proprio vero, è una bella sintesi, si concentra in due oggetti fondamentali, il dibattito di questo periodo. Uno è il luogo, anzi no, veramente sarebbero tre, perché c'è anche il localismo, il federalismo, comunque uno è il luogo del sistema parlamentare e sistema presidenziale, e l'altro è il luogo del ruolo della magistratura nell'ambito del nostro sistema istituzionale. Questi sono i due grossi pesi, perché tutto sommato poi la discussione sul federalismo in realtà, guardate che non è nient'altro che da un lato l'attuazione di qualche cosa che già in qualche maniera la Costituzione aveva cominciato a tracciare, e soprattutto qualche cosa, un'evoluzione ulteriore di un fenomeno che già è in atto. Nel senso che, come ha detto prima l'assessore giustamente, da quando l'abbiamo scritta la Costituzione a oggi, è vero che quell'idea che poi era della democrazia cristiana, non della